proposta questa sera. Vedo in collegamento da Bergamo insieme alla Giandotti Luca Zaia, il governatore del Veneto. Buonasera, buonasera governatore Zaia, buonasera, bentornato a Matrix. Buonasera a lei, buonasera ai suoi ospiti. Non so se ha avuto modo di sentire la prima parte di questa anteprima, ma insomma si parlava di un passaggio di consegne virtuali, insomma, tra Bossi e Maroni, però in questi giorni si è anche parlato e si è fatto anche il suo nome per quanto riguarda un possibile leader della Lega. Che cosa vuole dire in proposito? Beh, le ripeto quello che ho detto non solo nei giorni passati, ma ho sempre ripetuto in questi anni, che sono convinto che le amministrazioni si meritino degli amministratori a tempo pieno, quindi il Veneto avrà un governatore a tempo pieno, non a part-time. E i partiti, il nostro partito si merita dei condottieri che siano liberi di ogni impegno, sia mentalmente che come disponibilità di tempo. E questo è quello in cui credo e penso che sia un senso di responsabilità da parte mia, che sono stato eletto un paio d'anni fa, di continuare a lavorare per i veneti. Anche se le dovesse essere offerto la leadership della Lega, mi scusi? Ma guardi, assolutamente sì. Lei sa benissimo e conosce la mia storia personale, io ho lasciato un ministero per andare a amministrare la mia regione. Si figuri se ho difficoltà a dire di no. Senta Zaia, ci può dire un po' che aria si respira nelle stanze anche diciamo, del potere della Lega in questi giorni? Perché abbiamo visto una grande dimostrazione di unità, insomma anche Bossi e Maroni che sono stretti la mano sul palco, però diciamoci anche la verità, se siamo qua questa sera a parlare di quello che sta succedendo è anche perché sappiamo che ci sono state delle divisioni enormi che hanno anche diciamo, delle radici lontane nel tempo, non è che con una sera e con un raduno tutto guarisce, diciamo, no? Beh, direi che la possiamo liquidare con una battuta che ormai è diventata un dogma, cioè da soli si fa prima, assieme si fa più strada. Del resto questo dogma è stato quello che ha messo insieme le leghe regionali, la Liga Veneta con la Lega Lombarda e così via per dar vita alla Lega Nord. Questo è il principio che deve valere anche all'interno della Lega e quindi l'unità è la nostra forza, il nostro punto di forza è la coesione e l'unità. Direi che proprio per questo motivo noi dobbiamo guardare al futuro, pensare che da questa sera abbiamo avuto una grande dimostrazione dal popolo della Lega, migliaia di persone giunte senza alcuna organizzazione, migliaia di persone che hanno preteso risposte, perché la democrazia esiste anche se qualcuno dice di no, migliaia di persone che si sono sentite dire, sia da Bossi che da Maroni, che la pulizia dovrà essere fatta e soprattutto chi avrà responsabilità dovrà pagare. Questo è quello che noi vogliamo sottolineare. Poi vorrei anche ricordare, visto in considerato che in questi giorni tutti si preoccupano del consenso della Lega, che la Lega degli amministratori, dei consiglieri, dei sindaci non ha nulla a che vedere con le vicende che sono accadute. Da dove comincia la pulizia, Zaia? Beh, direi innanzitutto da accertare fino in fondo le responsabilità, questa sera ne ha parlato anche Bossi, dicendo poi ognuno che sarà ritenuto responsabile, si verificheranno le responsabilità, dovrà pagare fino all'ultimo centesimo. E io penso che questa responsabilità noi dobbiamo dimostrare non solo ai militanti, ma in particolar modo anche ai tanti cittadini che pagano le tasse e che spesso sanno che parte di quelle tasse diventano finanziamento dei partiti, sui quali avrei molto da ridire, ma comunque dico bene, è giusto che i cittadini abbiano chiarezza. Allora Zaia, le chiedo un attimo di pazienza se può rimanere ancora in collegamento, sentiamo perché è arrivato adesso il servizio di Monica Giandotti che ha raccolto appunto il parere e le voci delle persone che hanno partecipato questa sera al raduno. Vediamo. Correttamente. Punto. Zaia, è insomma, un po' un destino amaro, no? Per chi descriveva la Roma ladrona e ora si ritrova a dover in qualche maniera neanche giustificare, raccontare che lo stesso tipo di ruberie si facevano anche nella Lega. Beh, guardi, noi dobbiamo fare un mea culpa perché comunque degli errori sono stati fatti e prova ne sia che questa sera ci siamo trovati a Bergamo per incontrare la base, che per noi significa l'assemblea dei soci. È un'azienda che incontra la sua assemblea dei soci, lo fa solo nei momenti particolari della sua vita. E direi che la pulizia è la risposta unica che possiamo dare, riportare le cose nell'alveo della legalità
e della regolarità. Detto questo, poi ovviamente resta inespresso il tema del finanziamento pubblico ai partiti, sul quale effettivamente una riflessione la dobbiamo fare, perché forse noi abbiamo anche, nostro malgrado e sicuramente anche senza volerlo, dato il via a un nuovo filone di indagini o di approfondimenti rispetto al tema finanziamento pubblico dei partiti. Guardi, Poi tra Zaia, l'altro voglio scusi un dirvi una attimo, cosa, stasera avete sentito, non so se mi sentite, Maroni insomma, riportare insomma, una serie di regole, no? Che da oggi in poi lui ha detto si cambia. La prima regola enunciata è soldi alle sezioni e ai militanti. Beh, questo è dogmatico, nel senso che la Lega è un movimento che ha una base forte, che ha una base presente nei territori, è una base che ha necessità di risorse poi per fare tutte quelle attività della politica che sono tipiche di un partito che lavora in questa maniera. Non è un partito di soli vertici, ma è un partito che ha una grande base. Questa sera migliaia di persone che sono giunte qui stanno a dimostrare che la base c'è. Zaia, Sì. siccome torneremo tra poco nella puntata di Matrix proprio sulla questione dei finanziamenti ai partiti politici, le chiedo gentilmente se lei può rimanere un po' ancora questa sera collegato lì da Bergamo insieme alla nostra Giandotti, proprio per commentare questo aspetto importante della politica. Mi deve scusare, ma io purtroppo non riesco a restare molto in collegamento. Se vuole le dico un pensiero e poi vi lascio col mio pensiero. Ecco, allora ci dica che cosa abbiamo imparato da quello che è successo nel partito che veniva considerato o che si considerava il più pulito di tutti, quando leggiamo quello che è successo. Ma guardi, innanzitutto questa pulizia la facciamo noi, ci siamo presi l'obbligo di farlo. Penso che non sia mai accaduto che un segretario di partito, addirittura per il bene del partito, decide di dimettersi e di fare un passo indietro. Rispetto al finanziamento pubblico le dico il mio pensiero che è quello di pensare che da un lato il finanziamento pubblico nasce per dare a tutti pari condizioni nella corsa e fare in modo che la politica non sia solo la politica che la possono fare i ricchi, ma chiunque ha un'idea, un progetto politico lo possa fare sostenuto dal finanziamento. Dall'altro non mi scandalizzerei se si volesse eliminare il finanziamento pubblico, pensando però che ci vorrebbe un correttivo, quel correttivo che ancora oggi non c'è. Introduciamo un principio che è quello dei costi standard per le campagne elettorali, in modo tale che il povero possa confrontarsi con il ricco sapendo che entrambi possono spendere solo quelle cifre che sono definite come costi standard. Ma sarà questo uno dei cavalli di battaglia della Lega nelle prossime campagne elettorali, anche per le prossime politiche, cioè magari eliminare completamente il finanziamento pubblico e trovare in qualche maniera un modo diverso per finanziarsi dei partiti? Beh, guardi, io direi non solo trovare un modo diverso e sempre più trasparente, ma anche contingentare le risorse, anche perché altrimenti questa diventa una corsa a massacro. Guardi, sicuramente tra i suoi ospiti qualcuno mi potrà dare una mano. Le campagne elettorali ormai costano tantissimo perché c'è sempre qualcuno che spende di più e alza la posta. Potremmo evitarlo perché poi guardando i bilanci delle campagne ti rendi conto che oltre una certa misura si parla solo di sprechi e non di informazione al cittadino, che è l'unica cosa alla quale dobbiamo puntare. Dedicheremo una buona parte della puntata proprio a questo. È vero che si spende sempre di più in campagna elettorale, ma è anche vero che i rimborsi delle campagne elettorali sono sempre più alti, a fronte anche di un rendiconto a volte che non è altrettanto alto, quindi c'è sicuramente anche da rivedere un po' come vengono rimborsate le spese delle campagne elettorali. Beh, questa è sicuramente un'altra partita. Qualcuno fa notare che se i bilanci dei partiti sono in attivo vuol dire che forse non hanno poi bisogno di così tante risorse e questa è una riflessione che dovrà essere fatta, però non trascurerei l'idea di mettere tutti nelle pari condizioni nelle corse, perché se così non avverrà sarà veramente un disastro. Bene, allora io la ringrazio, governatore Zaia, visto Grazie che a lei, ci deve buonasera. lasciare, chiedo a Monica Giandotti magari di recuperare per la puntata di Matrix Matteo Salvini, se è ancora lì a Bergamo. Prima di andare in pubblicità però vorrei farvi vedere questo servizio di Salvatore Gulisano che è qui a Roma.